Buongiorno, buon inizio settimana, siamo in diretta come sempre, oggi tanta la cronaca ma non solo, perché oggi ripercorriamo insieme a voi la giornata storica di Venezia, la visita del Papa di ieri che noi abbiamo seguito per voi passo dopo passo per tutta la giornata, per tutta la visita del Papa. Sentiremo le parole del pontefice a microfono del nostro Lorenzo Maier e Simone Merlo e anche le parti, le fasi più emozionanti di questa visita. Non solo, come vi ho detto anche tanta la cronaca, fra poco ci collegheremo perché è in discussione alla Camera il DDL sull'autonomia differenziata. Fra pochi minuti vi faremo sentire anche qualche passo, però prima di tutto questo il nostro sondaggio di oggi come ogni lunedì. Dunque, dopo le polemiche sul 25 aprile più forti che mai anche a Treviso, l'opposizione in Consiglio Comunale è pronta a chiedere la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini conferita nel maggio del 1924, poche settimane prima del delitto Matteotti. Dunque noi vi chiediamo, e lo vedete, revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini. Se siete d'accordo, quindi sì in verde 0422 16 26 691. Se invece volete rispondere no in rosso 0422 16 26 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera in prima serata a Ring. Potete iniziare anche a votare subito. L'avevo annunciato prima, adesso ve le facciamo vedere le immagini. Iniziata nell'aula della Camera la discussione generale sul DDL sull'autonomia differenziata. Uno dei tre relatori, Paolo Emilio Russo di Forza Italia, ha illustrato il testo del DDL Calderoli, il ministro che è presente in aula. La discussione generale impegnerà i lavori dell'Assemblea in Montecitorio per tutta la durata dell'odierna seduta. La riforma sull'autonomia differenziata attua la Costituzione in uno dei suoi principi, quello di riconoscere e promuovere le autonomie locali. Lo ha detto oggi in aula alla Camera Alberto Stefani della Lega, uno dei tre relatori al DDL Calderoli, DDL che è già passato in Senato. Dunque sentiamo alcune parti di questa discussione. Annullata semplicemente perché non piace a lor signori, perché non piace alla maggioranza. Non è accettabile, così come è accaduto in occasione dell'emendamento 1.19. Non può funzionare un sistema democratico quando la maggioranza vota sempre i suoi emendamenti e boccia quelli dell'opposizione a maggioranza. È la democrazia, ci rendiamo conto. Ma non può esistere il fatto che l'unica volta che per sciatteria la maggioranza perde una votazione, quella votazione viene annullata e addirittura ripetuta 48 ore dopo, con una serie di deputati e deputati che non erano presenti neanche alla discussione, perché in questo lasso di tempo si è proceduto a fare le sostituzioni che hanno determinato il cambiamento totale. Le parole, questo di Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Poi ci ricollegheremo anche durante questa nostra prima edizione per sentire anche altri interventi. Dunque sentiremo durante questa giornata anche questo importante momento storico per il Veneto, la discussione in aula, ricordo, di DDL che è già passato in Senato. La cronaca, mercato agroalimentare di Padova, falsi contratti d'appalto per 18 milioni di euro e manodopera fraudolenta. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto una maxi frode fiscale, 30 gli imprenditori denunciati in tutto il Veneto. Ci racconta l'inchiesta la nostra Edi Caliman. Siamo in compagnia del capitano Daniele Leonetti, comandante del nucleo operativo delle Fiamme Gialle di Treviso, nella sede proprio delle Fiamme Gialle di Treviso. Siamo nell'ambito dei falsi appalti, 30 denunciati. Capitano, cosa avete scoperto? Abbiamo condotto un'indagine finalizzata al contrasto della somministrazione fraudolenta di manodopera. 30 sono i denunciati per questo specifico reato, 2 di questi anche segnalati all'autorità giudiziaria di Treviso per reati
reati tributari. Le imprese coinvolte nella frode sono 29, di cui 23 attive proprio presso il mercato agroalimentare di Padova. Abbiamo altresì irrogato sanzioni amministrative per 2,5 milioni di euro. Di che imprese stiamo parlando? Le imprese appaltatrici hanno sede a Treviso, mentre le imprese committenti sono ubicate tra le province di Padova, Venezia, Rovigo e anche Treviso. Una vasta operazione. Capitano, come siete arrivati a raggiungere questi numeri e a scoprire tutto questo? Le indagini nascono dall'avvio di 2 verifiche fiscali nei confronti delle 2 imprese appaltatrici con sede in provincia di Treviso, e qui ci siamo resi conto a un certo punto delle ispezioni che queste 2 società agivano come 2 imprese di lavoro interinale, pur non essendo iscritte all'albo dei soggetti tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un'indagine è ancora in corso? L'indagine è pienamente in corso di svolgimento, trova oggi un intervento che è relativo al decreto di sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Treviso per 1,4 milioni di euro e che riguarda i beni delle società appaltatrici e degli amministratori. L'attività investigativa proseguirà con la contestazione alle imprese committenti delle indebite detrazioni d'imposta. Ovviamente parleremo di questa operazione della Guardia di Finanza nel corso dei nostri telegiornali a partire dal Veneto 18:30 e Treviso 19:30. Le avevo detto prima, parliamo ora di questa giornata storica per Venezia. Ieri Media Nord-Est con Antenna 3, l'unica emittente a riuscire ad avvicinare il Papa per una breve intervista. È successo alla fine della prima tappa alla Giudecca con Lorenzo Maier e il nostro Simone Merlo. Santità. Come sta? Posso chiedere l'abbraccio di Venezia? Come l'ha trovato? Un po' fresca. E questa visita in carcere? Il carcere sempre è una preferenza per me. Sa che tutta Venezia prega per lei? Benissimo. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. E adesso i giovani? Cosa dirà ai giovani? Avere del coraggio come questi qui che erano bravi. Grazie. Grazie. L'avete sentita, davvero un momento emozionante questo per tutti, per tutto il Veneto. E a Santa Maria Maddalena delle Convertite alla Giudecca l'incontro con gli artisti e vertici della Biennale d'Arte. È la prima volta che un pontefice visita il padiglione della Santa Sede. Il mondo, ha detto Papa Francesco, ha bisogno degli artisti. Non abbiamo cercato gli artisti più comodi, non abbiamo voluto costruire una trincea o isolarci in una visione. Al contrario, l'invito è che tutti vedano con i propri occhi. E con i miei occhi è il titolo del padiglione della Santa Sede alla 60ª Biennale d'Arte di Venezia, visitato per la prima volta da un pontefice. Papa Francesco parla agli artisti nella chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite alla Giudecca, ricambiando un incontro dei mesi scorsi alla Cappella Sistina. Il mondo ha bisogno di artisti. Lo dimostra la moltitudine di persone di ogni età che frequentano luoghi di eventi d'arte. Vi confesso che accanto a voi non mi sento un estraneo, mi sento a casa e penso che in realtà questo valga per ogni essere umano, perché a tutti gli effetti l'arte riveste lo statuto di città rifugio, un'entità che disobbedisce al regime di violenza e discriminazione per creare forme di appartenenza umana
capace di riconoscere e includere, proteggere, abbracciare tutti, a cominciare dagli ultimi. Arte che può superare gli egoismi, creare arcipelaghi di collaborazione, contrastare la tendenza al rifiuto dell'altro, la paura del povero. Vi imploro, amici artisti, immaginate città che ancora non esistono sulla carta geografica, città in cui nessun essere umano è considerato un estraneo. Ad ascoltare le sue parole le istituzioni, gli artisti stessi, i vertici della Biennale. Prima volta che vedo un Santo Padre in una carcere femminile, dove tra l'altro io venivo anni fa a fare interrogatori sulle detenute come pubblico ministero qui a Venezia, quindi una emozione doppia. Un bellissimo discorso dedicato all'arte. E direi che ha parlato anche di molti aspetti valoriali che sicuramente toccano la nostra comunità. Gianluca 9 anni soltanto e il libretto dei sogni venduto al Papa. Diventa suo malgrado uno dei protagonisti della storica visita del pontefice a Venezia. 9 anni appena, offre in vendita al Santo Padre un libretto fatto a mano. Con coraggio avanza la sua offerta, certo di donare qualcosa di davvero importante per lui. Gianluca è il suo nome. Ci siamo preparati, abbiamo preparato questi libretti scritti a mano e ne abbiamo preparato uno bellissimo per vendere al Papa. E cosa c'è scritto? Libretto dei vostri sogni. E qual è un sogno? Un sogno è un tuo desiderio. Ah, ok. Ha anche dato un soldino, è vero? Sì, però non ci ha dato proprio un soldino, le avevamo detto che costa €1, però lui ce ne ha dati 5. Ah, quindi è stato un Papa molto generoso. Sì. Insieme ad altri 20 coetanei, Gianluca riceverà la prima comunione domenica 12 maggio nella Chiesa del Redentore. Accompagnato dalle catechiste Sara e Laura, riceve da Papa Francesco un rosario. Questi bambini soprattutto hanno molta speranza che veramente la società cambi e credono e hanno fermamente credere in Dio. Loro credono in Dio. Però sai Gianluca che adesso questo rosario che ti ha dato il Papa è un impegno un po' per la vita. Sì. Siamo pronti? Sì. 1, 2, 3. Viva il Papa! Ciao Antena 3! La fragilità di Venezia come la fragilità dell'umanità, il pensiero e il saluto del Santo Padre alla città e la risposta del Patriarca Moraglia che a nome della città ha parlato. Se oggi guardiamo a questa città di Venezia, ammiriamo la sua incantevole bellezza, ma siamo anche preoccupati per le tante problematiche che la minacciano. Venezia e la sua bellezza, Venezia e la sua fragilità, Venezia che rischia di cessare di esistere. Le parole del Santo Padre risuonano nel cuore di Piazza San Marco davanti ad una platea di 10.000 persone. Proprio lì, in quella piazza e davanti a quella basilica simbolo della fragilità della città, lo scrigno di Venezia. Piazza San Marco che lo attende dopo la visita ai giovani della salute. Il Papa attraversa il Ponte delle Barche prima di arrivare all'altare costruito per l'occasione proprio con materiali di riciclo. Non possiamo far altro che ringraziarlo molto di queste parole di conforto, perché noi stiamo cercando di difendere Venezia, ma difendiamo la bellezza di tutto il Veneto, tutta l'Italia, del nostro paese. L'arrivo in Piazza San Marco accompagnato dalle voci del coro, dietro di lui il Patriarca Moraglia, la sicurezza ad accompagnare l'arrivo. Qui è ricevuto dal Presidente Luca Zaia, dal Sindaco Luigi Brugnaro e dal Prefetto di Venezia. Un giro attorno alla piazza con la Papa mobile, mani che cercano di incontrare la sua, 10.000 persone che si alzano in piedi e l'abbraccio del Santo Padre ai più piccoli. E proprio da qui, dalla piazza più bella del mondo, lancia il suo appello per la città e per l'umanità. I cambiamenti climatici che hanno un impatto sulle acque della laguna e sul territorio, la fragilità delle costruzioni dei beni culturali, ma anche quella delle persone, la difficoltà di creare un ambiente che sia a misura dell'uomo attraverso un'adeguata gestione del turismo e inoltre tutto ciò che queste realtà rischiano di generare in termini di relazioni sociali sfilacciate, di individualismo e solitudine. L'esortazione a non dimenticare la nostra umanità. Venezia, terra che fa fratelli.
E come segno concreto della visita del pontefice, ecco la risposta della Chiesa di Venezia. La Chiesa di Venezia intende mettere a disposizione di soggetti fragili, in particolare donne che cercano il reinserimento sociale, 8 mini alloggi. Si tratta di spazi ristrutturati nella Casa della Carità. Ed ora andiamo proprio a Venezia, lo vedo già nella bellissima Piazza San Marco, il nostro Filippo Fois che ha seguito insieme ad altri colleghi questa giornata meravigliosa della visita del Papa. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Ecco la Piazza San Marco il giorno dopo la visita del Papa. Alle mie spalle c'è il palco dal quale è stata celebrata la messa. Sono state rimosse circa la metà delle sedie che hanno ospitato i fedeli che si trovavano qui ieri mattina, così come è stato rimosso circa la metà del ponte mobile che ha accompagnato Papa Francesco nel suo trasferimento dalla fondamenta della Basilica della Salute, dalla Punta della Dogana, fino alla fondamenta che si trova di fronte a Piazza San Marco. È stata una visita rapidissima quella del Papa a Venezia, ma una visita che è stata altrettanto intensa, soprattutto per le scelte che ha fatto il Pontefice, a partire da quella di cominciare la sua visita a Venezia nel carcere femminile della Giudecca. Vediamo i servizi. Il carcere sempre è una preferenza per me. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. Al termine della visita al carcere femminile della Giudecca, dove è allestito il padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte 2024, Papa Francesco consegna ai microfoni di Antena 3 una delle frasi simbolo della sua storica visita a Venezia. Stringe la mano del collega Lorenzo Maier, si concede un rapido scambio con naturalezza e pone quella domanda: perché loro e non io? Avete un posto speciale nel mio cuore, dice alle detenute salutandole. Oggi tutti usciremo più ricchi da questo cortile. Forse chi uscirà più ricco sarò io. E il bene che ci scambieremo sarà prezioso. Uno scambio di amore fraterno che non può prescindere dalla consapevolezza del luogo in cui avviene. Il carcere è una realtà dura. E problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza vi generano tanta sofferenza. Però può anche diventare un luogo di rinascita. Nessuno toglie la dignità di una persona, nessuno. Carcere come cantiere di ricostruzione, dice il Pontefice. Non dimentichiamo che tutti abbiamo errori da cui farci perdonare e ferite da curare, io anche. Alle detenute il Papa dona un'icona della Vergine. È un po' la tenerezza della mamma e questa tenerezza Maria l'ha con tutti noi, è la madre della tenerezza. E le detenute ricambiano. Parla Manuela Cacco, in carcere per l'omicidio ad Albignasego di Isabella Noventa. Al Pontefice dona una papalina realizzata dalle donne del laboratorio di Sartoria. La sua visita inaspettata ci riempie di gioia. Le chiediamo, Santo Padre, di portare con sé nel suo cuore le nostre speranze e le assicuriamo le nostre preghiere per il suo alto ministero e per il suo cammino di guida spirituale. Donne che in carcere lavorano e cercano di ritrovare la strada. Per noi questo lavoro è molto importante perché dà un senso al nostro presente. Giorno dopo giorno fa crescere in noi la speranza, ci indica il cammino verso il dopo. Vi auguro tanta salute per il bene che ci ha portato oggi. Le ringrazio di cuore, Papa Francesco. La naturalezza con la quale il Papa si è rivolto alle detenute del carcere femminile della Giudecca è la stessa con la quale poco dopo si è rivolto ai giovani che ha incontrato sulla fondamenta che si trova di fronte alla Basilica della Salute. I giovani sono il nostro futuro, tra poco questo palco che vedete alle mie spalle non ci sarà più e bisogna tornare a pensare al presente anche qui a Venezia. Lo vedete, il presente è fatto di una città che
oggi come tutti gli altri giorni è percorsa da un flusso interminabile di turisti, una città molto fragile, ha detto Papa Francesco. Ma sentiamo nel dettaglio che cosa ha detto ai giovani. Alzati e vai, alzati, innamorati e vai. Esci, cammina con gli altri, cerca chi è solo, colora il mondo con la tua creatività, dipingi di Vangelo le strade della vita. Per favore, dipinge di Vangelo la strada della vita. Alzati e vai. Ai giovani della salute il Papa chiede di alzarsi e andare, alzarsi da terra, dalle tristezze, per imparare a guardare in alto, alzarsi per stare in piedi. Spesso ci si trova a lottare contro una forza di gravità negativa che butta giù, un'inerzia opprimente che vuole farsi vedere tutto grigio. Lo diciamo tutti insieme, uno per gli altri. Alzati. Non ho sentito, sai? Mi piace. Parla ai giovani nell'era digitale, giovani bombardati da modelli spesso troppo lontani e difficili da inseguire. Il fai da te nelle grandi cose non funziona. Per questo vi dico, non isolatevi. Non isolatevi, non cedete al divano. Da qui il grande insegnamento alla bellezza. Nessuno è brutto, ognuno di noi è bello, è bella e ha un tesoro dentro di sé, un bel tesoro per condividere e dare agli altri. Siete d'accordo in questo o no? Sono le parole di un padre, ma anche di un insegnante o di un amico. Il nostro Dio ci sorprende sempre. Avete capito questo? È molto importante. E così conquista il cuore dei giovani, arrivati davvero da tutto il Veneto per ascoltarlo. Giovani che hanno trovato nelle sue parole nuova forza e vigore. Lui con tanta forza ci parla e ci dice di rialzarci, di stare in piedi, di essere luce, di essere luminosi, di andare. Il fatto del rialzarsi e della possibilità che ci viene sempre data da Dio del ricominciare. Il discorso che ha detto che tutti quanti in un modo o nell'altro siamo belli e siamo perfetti così come siamo. È stato proprio un bellissimo dialogo, si è avvicinato tanto. La fragilità che Papa Francesco non nasconde e che trasforma in forza. Che come noi ha le nostre idee, è fresco, è giovanile ed è pieno di energia, e come ci ha chiesto lui dobbiamo alzarci e andare, e anche lui l'ha fatto e anche lui lo fa sempre. La sensibilità con cui riesce ad arrivare al cuore di noi giovani usando parole semplici ma comunque molto efficaci, profonde. Al di là del discorso cercava sempre di coinvolgersi e secondo me è stata proprio una bella grande cosa, ecco. È una bella dose di fiducia. Un minuto di silenzio per pregare insieme per il Santo Padre, poi la consegna della forcola, la congiunzione necessaria tra barca e remo a significare proprio loro, i giovani, in rappresentanza di tutte le diocesi. Siete figli di Dio, ricorda loro, non siete dei profili digitali, per concludere con l'invito ad incontrare le persone sempre. Ti ricordi che per Dio non sei un profilo digitale, ma un figlio. Non sei un profilo digitale, ma un figlio, che hai un padre nei cieli e che dunque sei figlio del cielo. Il cellulare è molto utile, per comunicarsi è utile, ma state attenti quando il cellulare ti impedisce di incontrare le persone. Usa il cellulare, va bene, ma incontra le persone. Alzarsi e camminare, l'avete sentito, questo è il messaggio che ha lanciato il Papa ai giovani, un messaggio diretto, apparentemente semplice, ma in realtà non è sempre facile poterlo mettere in pratica, non resta che provarci, però per ora direi che da Venezia è tutto. Daniela, ti restituirei la linea. Grazie davvero a Filippo Fois, grazie perché abbiamo ripercorso questi momenti emozionanti, ma riavvolgiamo ora il nastro e andiamo a rivivere i momenti dell'attesa dell'arrivo del Papa Francesco in città. Un riconoscimento forse a questa città e pochi veneziani che ormai rimangono e cercano di vivere in questa città. Speriamo che sia un segno anche per noi. Venezia che si sveglia prima dell'alba, Venezia che sa accogliere, che si sente autenticamente sotto i riflettori del mondo per una giornata che rimarrà storica. È la Venezia che attende Papa Francesco. I primi ad arrivare nei luoghi della visita sono proprio i veneziani. Ho dormito poco questa notte.
dall'emozione, sì. La salute, San Marco, la città si popola di fedeli. È un'emozione grande, siamo in attesa, insomma. Cosa le piace di Papa Francesco? Beh, sicuramente l'apertura, questa chiesa in uscita, ecco. Mi aspetto che sia una giornata molto particolare, anche perché una visita del pontefice è un evento unico qui a Venezia. Cosa le piace di Papa Francesco? Mi piace il carisma nell'attirare i giovani alla fede. Ad attendere il Santo Padre anche i molti volontari che si sono resi disponibili per garantire, insieme alle forze dell'ordine, la sicurezza. Siamo arruolati, ognuno ha il suo compito e oggi siamo qua. Dopo tanti anni ed è una bella emozione, a 70 anni fare un servizio del genere non è da tutti. Siamo della pastorale giovanile, la maggior parte di noi, e siamo qui appunto a servizio dei pellegrini che verranno qui ad assistere alla messa del Papa. Giornata bella, felice, tanta gente, è un evento bello e importante, siamo molto contenti. Siamo qui a guardare la sua messa e sarà un'esperienza incredibile. È una grande grazia poter accogliere il Santo Padre qua a Venezia, e proprio in questi giorni di scrutinio anche per i seminaristi è veramente una grande grazia dal Signore. Vicino al palco della Santa Messa lo spazio riservato ai disabili, tra loro Federica Zago, sorella di Nicoletta, passionaria dei lavoratori della Vinyls. Questo Papa io lo sento molto vicino, anche perché ha sdoganato un po' la carrozzina e si è mostrato così com'era, si è mostrato nella sofferenza, per cui è diventato un po' uno di noi, un carrozzato anche lui, per cui è bello questo, lo sento molto vicino. Un messaggio che sta nei gesti, non solo nelle parole. Il fatto di vedere il Papa che fa delle rampe, che abbattono gradini per il Papa è un messaggio importante, l'accessibilità per tutti, ragazzi, che non è scontata, non è scontato andare a prendere un caffè in un bar perché ci sono i gradini, non è scontato andare a fare una passeggiata, andare a mangiare una pizza con gli amici. Ecco, il Papa è in carrozzina e ho visto che hanno fatto la rampa per andare nell'altare, la rampa per ovviare a dei gradini, è un messaggio molto importante. Questo lo trovo veramente importante, una porta per tutti noi. Federica spiega di avere una lettera da consegnare al Santo Padre. Al termine dell'emozionante mattinata racconta di essere riuscita a farlo. Ce l'abbiamo fatta a consegnare la lettera a un suo collaboratore, speriamo che arrivi nelle mani del Papa, ci terrei molto ed è stata una giornata meravigliosa. Ed ora invece sentiamo le emozioni del presidente della regione Luca Zaia e del sindaco Brugnaro. Quali le emozioni, Presidente? Beh, emozionante, guardi, questa è la prima visita pastorale di Sua Santità Papa Francesco qui in Veneto, inizia da Venezia, ma anche la volontà di dire che è iniziato dagli ultimi, dal carcere femminile della Giudecca, ha voluto per primo incontro incontrare le carcerate e direi che questo è un bel segnale che il Papa ha voluto dare. Senta, non è la prima volta che lei incontra Papa Francesco, ne ha incontrati anche altri di papi ed è sempre un'emozione. Ma guardi, tra pochi minuti lo riceverò qui in piazzetta San Marco e quindi poi andremo verso piazza San Marco per la Santa Messa, ma qui ricordo che qualche anno fa ricevetti il Papa Benedetto quando fece la sua visita pastorale qui in Veneto e con la Santa Messa al Parco di San Giuliano, e poi ho incontrato più volte anche Papa Wojtyła. Papa Francesco l'ho incontrato più volte e direi che comunque è sempre un'emozione pensare che le visite dei papi avvengono in Veneto. Ecco, l'unico Papa Veneto per motivi anagrafici, Papa Luciani non è riuscito a incontrare. Papa Giovanni Paolo I no, non l'ho mai incontrato perché io ero veramente ragazzino e ricordo peraltro che fu il pontificato più breve dei famosi 33 giorni, quindi anche se ci fosse stata l'opportunità di incontrarlo nei primi 33 giorni sarebbe stato impossibile, per cui veramente però lascia un bel ricordo che c'è questo, è stato, diciamo, c'è il percorso di beatificazione, sono andato anche a Roma per quella giornata e insomma è un Papa che noi ricordiamo sempre con orgoglio e con affetto. Presidente, il Papa arriva in una città, Venezia, che in questi anni ne ha viste di tutti i colori. 5 anni fa, a novembre, eravamo qua con l'acqua alta fino a qui sostanzialmente, una città che all'epoca sembrava
ferita quasi a morte, che invece si è rialzata. Ma sì, l'Acqua Granda a novembre del 2019, voglio ricordare che dopo 2 mesi avevamo 3 mesi avevamo il Covid, il 21 febbraio 2020, e questa è una città spettrale, era diventata, cioè non c'era più nessuno, come è accaduto per tutte le capitali del mondo, per tutte le città del mondo. Direi che ci sono tutti i presupposti per dire che comunque questa è una città cosmopolita, è una città inclusiva, è una città assolutamente che ha una visibilità, uno standing internazionale, e noi la dobbiamo trattare, diciamo, con i guanti di velluto, perché siamo davanti a un museo open air. Qualcuno paragona questa città, che so, a grandi città del mondo o a grandi fenomeni turistici del mondo, ma questa è unica, ce l'abbiamo solo noi, è Venezia, la nostra capitale, è il Veneto, 1100 anni di storia. Poi basta guardare, insomma, la nostra Basilica di San Marco, Piazza San Marco, e tutto quello che rappresenta questa città. Adesso il Papa ha appena concluso raccontando ai giovani di imparare a vogare, ma anche imparare a difendere la città, a difendere la bellezza. Non possiamo far altro che ringraziarlo molto di queste parole di conforto, perché noi stiamo cercando di difendere Venezia, ma difendiamo la bellezza di tutto il Veneto, tutta l'Italia, del nostro paese, per cui ai giovani soprattutto dobbiamo lasciare un clima di entusiasmo, di ottimismo, di rilancio, di rinascita, cioè la forza di superare le difficoltà. Ha iniziato dal carcere, un momento buio per una persona, ma quanti momenti di difficoltà tutti noi abbiamo nel nostro cuore. Ecco, se noi con ottimismo sappiamo che dobbiamo lavorare, dobbiamo impegnarci, sappiamo che tutti ce la possono fare. Questo è il messaggio che deve arrivare da Venezia. Venezia ha un problemi enormi che dobbiamo risolvere per tutti. E se però tutti insieme ce la facciamo, io ringrazio le persone che rispettano la città, perché è il nostro cuore. Venezia è la capitale del Veneto, è la capitale del nostro paese, è un luogo bellissimo, è uno dei luoghi iconici dell'Italia e del mondo, una città universale. Quindi noi dobbiamo riuscire a farci, e il Papa ci dà questo aiuto. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla visita del Papa, che noi abbiamo seguito passo dopo passo con ascolti record che testimoniano veramente l'importanza e l'emozione di questa giornata. Noi passiamo ora alla cronaca con la tragedia avvenuta ieri nel Trevigiano, al Bosco delle Penne Mozze. Elena Agostoni, 55 anni, di Giavera, dipendente del comune di Vedelago, è precipitata in un dirupo ed è morta poco dopo. La vicinanza e il cordoglio del comune, ce ne parla la nostra Edi Kaliman. Edi, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Come hai ricordato tu, la tragedia avvenuta ieri a Cison di Valmarino nel sentiero delle Penne Mozze era poco prima di mezzogiorno, quando Elena, per ragioni ancora da accertare, è caduta in questo dirupo, una caduta che nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi non l'ha lasciato scampo. Elena Agostoni, 55 anni, era molto conosciuta nel comune di Vedelago perché era una dipendente del comune, ed è per questo che siamo in compagnia del sindaco per un ricordo. Sindaco, chi era Elena? Innanzitutto buongiorno a tutti. Innanzitutto Elena non era una semplice dipendente, era una mia prima collaboratrice, in quanto aveva anche il ruolo di vice segretario del comune di Vedelago e si occupava principalmente degli organi istituzionali, quindi di tutto quello che riguarda la segreteria del sindaco, la segreteria degli organi istituzionali, quindi assessori, consiglio comunale e quant'altro, e aveva anche il compito di gestire l'anagrafe pubblica, quindi un ruolo e una funzione importantissima in quel di Vedelago. Tutti la conoscono anche per questi motivi. Oggi in comune c'è molto silenzio, si respira un'aria molto, molto pesante. Anche i colleghi che abbiamo incontrato poco fa hanno detto non ce la sentiamo di lasciare delle dichiarazioni. Per noi Elena era quasi un'amica, era sempre presente e disponibile verso tutti. Sì, faccio fatica anch'io a rilasciare qualcosa, dire qualcosa, perché effettivamente ieri la notizia ci ha preso veramente in contropiede, non ce l'aspettavamo, una cosa a cui si fa fatica oggettivamente a dare risposte e capire le motivazioni. Certo che Elena lascia a noi un vuoto difficilmente colmabile, su cui credo che ci sarà una profonda riflessione da parte nostra, perché, ripeto, non è semplice trovare una persona disponibile, che l'unica cosa mi sapeva dire: sindaco, se ha bisogno mi chiami pure tranquillamente. Io non l'ho mai chiamata perché non è mio stile disturbare i miei collaboratori.
però lei era sempre disponibile e mi ha dato questa massima disponibilità dal primo giorno che sono stato eletto. Io non la conoscevo prima perché io non ero né consigliere comunale a Vedelago né assessore a Vedelago, e quindi l'ho conosciuta 10 mesi fa, 11 mesi fa, ma la sua grande disponibilità e la sua grande pazienza nel mettere assieme le varie difficoltà che ci sono nel coordinare persone, nell'affrontare problematiche che riguardano persone, aveva una capacità enorme da questo punto di vista. E l'affetto del comune è stato dimostrato, sindaco, poco fa, siamo stati nel suo ufficio, hanno lasciato i colleghi e le colleghe un messaggio scritto e un fiore. Sì, hanno voluto lasciare un fiore a ricordo di Elena e anche una canzone di Lucio Dalla che ricorda un po' quello che loro sentivano, le sue colleghe di lavoro. Noi invece la ricorderemo questa sera, c'era in programma una convocazione del Consiglio Comunale e che per svariati motivi tecnici non riusciamo a spostare, ma sarà anche l'occasione per ricordarla con parole molto semplici da parte del Comune di Vedelago, quindi non dell'amministrazione ma del Comune di Vedelago e di tutti chi la conosceva nel Comune, di ricordare cosa è stata per noi soprattutto Elena Agostoni. Elena Agostoni è stata anche la coordinatrice dell'Unione della Marca Occidentale, il Comune della Marca Occidentale, e anche i sindaci che ci siamo sentiti ieri sono veramente rimasti sgomenti rispetto a questa cosa. E vedremo di poter fare qualcosa insieme anche in unione, però quello che noi oggi ci pare, ed è difficile per noi, credetemi, per noi è difficilissimo, oggi ricordarla, la ricorderemo stasera appunto con questo passaggio in Consiglio Comunale. Daniela, questa è l'emozione che si respira nel comune di Vedelago e in tutto il paese. Se non hai domande con Nicoletta Rizzetto ti restituirei la linea. Grazie davvero Edi Kaliman, grazie anche a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Ovviamente parleremo di questa tragedia nel corso del nostro telegiornale questa sera di Treviso 19:30. Ed ora ci spostiamo invece a Bassano, perché ci sono stati atti osceni e degrado proprio nel centro cittadino, nel cuore di Bassano. Ce ne parla il nostro Alex Giuliano, che lo vedo già sullo schermo, con Renzo Rigon. Alex, buongiorno. Un buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici bene, atti osceni in luogo pubblico proprio nel weekend che ci siamo lasciati alle spalle. Non è la prima volta che capita a Bassano. Un passante ha immortalato le immagini che insomma fanno vedere un cittadino straniero che si abbassa i pantaloni, mette in mostra le sue nudità e ha un dialogo abbastanza acceso con la polizia locale. Noi siamo qui in compagnia dell'assessore alla sicurezza di Bassano, Claudio Mazzocco, e a proposito di polizia locale siete stati i primi a intervenire, siete stati tempestivi come sempre, ma questo del degrado e di un comportamento diciamo al di sopra di quella che è la decenza a Bassano non è la prima volta che capita. No, non è affatto la prima volta, ricordo anche un episodio sul ponte di qualche tempo fa, anche quello individuato, come in questo caso siamo prontamente intervenuti con 2 pattuglie, dopodiché con l'ausilio anche della Polizia di Stato abbiamo fatto le pratiche necessarie per l'identificazione e per la denuncia del soggetto. Ecco, noi ci troviamo in un posto emblematico, rappresentativo di Bassano, non solo per l'importanza storica, ma anche per fatti di cronaca legati a vandalismo e degrado. Siamo in quartiere Angarano, alle nostre spalle c'è il Ponte Vecchio, spesso vittima in questi ultimi anni di atti vandalici. Di fronte a noi c'è Palazzo Bonaguro, proprio poco distante da qui, un palazzo storico che qualche mese fa è stato imbrattato da un vandalo. Un quartiere come questo, siamo nel centro di Bassano, chiede più sicurezza, Assessore. Che cosa è stato fatto, che cosa si può fare? Beh, noi facciamo sempre il possibile, la sicurezza non possiamo prevenire, però possiamo individuare gli autori di questi gesti, come è stato fatto
sul ponte, come è stato fatto per Palazzo Brunaguro, come è stato fatto in altre occasioni con l'icona qui vicina della Madonna. Il nostro compito è quello di individuare i soggetti, denunciarli e fargli anche pagare i danni quando è possibile. Quante telecamere ci sono qui in zona? Qui in zona, se parliamo di occhi, ce ne sono 4, 8, poi una sul ponte, 9. Quindi 9 telecamere che monitorano la situazione. Lei ha parlato del ponte, un ponte che si sta preparando all'appuntamento con diciamo la grande adunata nazionale degli alpini, anche Bassano sarà protagonista e proprio sul ponte viene chiesto un occhio di riguardo, un'attenzione in più. Si parlava di una telecamera al centro proprio del ponte per andare a coprire qualsiasi angolo buio. In effetti ci sono degli angoli bui in cui non sempre le telecamere arrivano, però con questi ulteriori 4 occhi che metteremo al centro avremo la visibilità completa del ponte, anche perché monumento nazionale va tutelato nel migliore dei modi, anche, e lo aggiungo io, con chi magari abbandona la bicicletta, e anche in questo caso infilare la bicicletta sul ponte non è un gesto che la città tollera. Anzi, abbiamo visto immagini di addirittura selfie di persone che hanno poggiato una sedia a sdraio sul ponte e si sono fatte fotografare così anche in costume, diciamo sicuramente un atteggiamento da condannare. In chiusura, velocissimi, parliamo anche degli addii al celibato, delle feste di laurea e quant'altro, perché spesso anche in questo caso si parla di comportamenti al di sopra delle righe. Com'è la situazione? Non sono mai stati tollerati e all'inizio era un po' difficile perché erano anche in tanti. Ultimamente sono molto scemati e anche questi hanno oramai un comportamento decente e di rispetto per il ponte. Chi non lo ha ne paga le conseguenze. Sono saltati un po' di matrimoni con qualche multa salata che ha comminato l'assessore Mazzocco ai trasgressori. Da Bassano, se non ci sono domande, è tutto. Ringrazio l'assessore e restituisco la linea. Grazie davvero ad Alex Giuliano, grazie anche al suo ospite. Noi continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Padovano ed esattamente a Campo San Piero, dove il 24 di aprile è scomparsa una giovanissima, una quindicenne macedone. Ci sono delle novità, ce le racconta la nostra Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Daniela, buongiorno ai telespettatori. Sì, è proprio novità dell'ultimissima ora. I carabinieri hanno diffuso una nota in cui dicono che Ajari Gensare, 15 anni, questo il nome della quindicenne che, come dicevi tu, manca da casa dalla serata di mercoledì, ha chiamato nella serata di ieri la mamma, una conversazione molto breve in cui ha rassicurato la donna, le ha detto che sta bene e che tra pochi giorni tornerà a casa. Le ricerche comunque continuano. La quindicenne, ricordavamo, manca a casa appunto dalla serata di mercoledì, quando è uscita per andare alla scuola serale che frequenta, dove non è mai entrata. Nella giornata di ieri il comitato, il dispositivo di ricerca di cui fanno parte i carabinieri coordinati dalla prefettura di Padova ha individuato lo zaino con i libri proprio dietro casa della giovane. Tracce della giovane erano state localizzate anche nella zona in cui ci troviamo, la stazione di Campo San Piero, poi una zona nei pressi della stazione di San Giorgio delle Pertiche, che è il paese che confina con Campo San Piero, dove in questi giorni c'è stato un evento che ha attirato migliaia di giovani nelle serate, e quindi anche lì è stata cercata attivamente Ajari. Un allontanamento che ha fatto davvero preoccupare la mamma. Noi abbiamo provato a chiederle se voleva farci compagnia in diretta per rilanciare un appello che già aveva lanciato i nostri microfoni, ricorderete, nella giornata di sabato. La donna non se la sente. Questo ulteriore tassello ovviamente fa riaccendere le speranze. La donna più volte ha ribadito di essere convinta che non ci sia la volontà di Ajari in questo allontanamento, ma che qualcuno o la stia aiutando o addirittura la stia trattenendo. Sottolineiamo il fatto che questa è una cosa pericolosa, tra l'altro anche
punibile penalmente perché Ajari è una minorenne, con sé aveva portato 2 cellulari, sia suo sia quello del fratello, che di fatto di tanto in tanto si stanno riaccendendo. La famiglia è supportata anche da un comitato, il comitato scientifico ricerca scomparsi, e ovviamente c'è la speranza che dopo questa notizia che è stata diffusa in queste ore dai carabinieri, questa vicenda possa davvero concludersi con il rientro a casa della giovanissima. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare le forze dell'ordine, speriamo davvero che qualcuno lo faccia e che Ajari torni a casa al più presto. Ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roque Allende. Non mancheremo di richiedervi la linea in caso di novità. Da Campo San Piero per ora è tutto. Grazie davvero a Chiara Gaiani, grazie davvero, perché insomma è una notizia positiva. Speriamo che questa notizia possa far tirare un sospiro di sollievo a tutti quanti. Erano tutti in apprensione per questa quindicenne, dunque una telefonata che fa ben sperare che la ragazzina possa tornare presto a casa. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e torniamo con la cronaca. Rieccoci nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca da Padova, l'omicidio di Villafranca Padovana, prime ammissioni in carcere per il presunto assassino vicino di casa della vittima. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, in paese si ripete, girava da giorni, andava fermato. Vicini di casa, un'abitazione di fronte all'altra, ai civici 4 e 5 di Via Gomiero. Si conoscevano da sempre. Michael Boschetto, 31 anni, giovane assassinato con una coltellata al fianco sinistro intorno alle 6 di sabato mattina, e il suo presunto assassino, Giacomo Friso, 34 anni. Di sicuro tra i due c'è stata una violenta lite, tanto che anche Friso è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo il fermo. Di sicuro Friso ha tentato di fuggire, bloccato dopo un breve inseguimento da un sostituto commissario della Digos di Padova. Di sicuro nel giardino di casa sua i carabinieri hanno trovato e sequestrato 2 coltelli da cucina, uno dei quali potrebbe essere l'arma del delitto. Giacomo Friso da sabato è in carcere con l'accusa di omicidio. Agli inquirenti avrebbe fatto anche le prime ammissioni. Sono andato lì perché volevo affrontare la situazione. Vecchie ruggini tra le 2 famiglie, oppure l'ennesima richiesta di un passaggio a piazzola, cosa che stava facendo spesso in paese in questi giorni, dove Giacomo Friso stava girando armato di coltello in stato di alterazione, raccontano diversi testimoni. Poteva stare in giro? Prima o dopo purtroppo è successo. I sintomi c'erano? A confermare l'alterazione di Friso anche una denuncia da parte dei carabinieri nel Vicentino, nel vicino paese di Camisano, dove era stato fermato fuori da un bar per aver creato scompiglio e aggredito i militari. Sarà l'indagine coordinata dal PM Benedetto Roberti a chiarire esattamente cosa sia accaduto sabato mattina. Michael Boschetto era sceso in cortile ad aspettare l'arrivo della fidanzata. Qui è stato trovato agonizzante dalla giovane donna e dal padre, morendo poco dopo l'arrivo dei sanitari del SUEM. E sono ore di apprensione per gli abitanti di Solesino vicini al proprio sindaco, che attraverso i social network ha annunciato una pausa di qualche giorno per stare vicino alla figlia ricoverata in ospedale per un malore improvviso. Care cittadine e cari cittadini, vi informo che per alcuni giorni mi assenterò da qualsiasi attività pubblica per stare vicino alla mia principessa Alice. In un post su Facebook tutta la preoccupazione di un padre. Il sindaco di Solesino, Elvi Bentani, annuncia una pausa dal suo impegno da primo cittadino per seguire la figlia 26enne che 2 giorni fa ha accusato un malore improvviso durante un momento di svago insieme ai genitori. La giovane è attualmente ricoverata all'ospedale di Schiavonia, dove è stata sottoposta ad esami ed è stata operata. Il malore improvviso allo stomaco mentre stava passeggiando in centro a Padova con mamma e papà. La giovane è stata soccorsa anche dalle volanti della polizia, che il sindaco Bentani ha voluto ringraziare pubblicamente sempre nel suo post su Facebook. Per il primo cittadino e la moglie sono ore di apprensione trascorse accanto alla figlia in ospedale. Cari cittadini, sono certo di poter contare sulla vostra comprensione. Vi ringrazio di vero cuore per l'affetto e la vicinanza che mi state dimostrando, conclude Bentani. E brutta disavventura domenica pomeriggio per un'anziana turista tedesca che è scivolata lungo un sentiero nei Colli Euganei.
Stava percorrendo il sentiero numero 19 del Montortone sui Colli Euganei l'anziana turista tedesca, aiutata dagli uomini del soccorso alpino di Padova. Erano le 17:30 di ieri quando, alla centrale operativa del 118, è arrivata la richiesta d'aiuto per un escursionista di 87 anni che si era fatta male ad una gamba dopo essere scivolata per alcuni metri. L'anziana, che in quel momento era con un'amica, aveva riportato un probabile trauma al bacino. Raggiunta da 7 soccorritori, tra i quali un medico e un infermiere, all'anziana, che si è rotta il femore, sono state prestate le prime cure sul posto per poi essere caricata in barella e trasportata per 800 metri, dove l'aspettava l'ambulanza che l'ha accompagnata all'ospedale di Abano. Ed è morto in ospedale Adriano Toso, 65 anni, di San Giorgio delle Pertiche, che oltre un mese fa era rimasto coinvolto nell'incendio che era divampato nella sua abitazione di via Mometto nella frazione di Arsego. L'episodio risale allo scorso 23 marzo. L'uomo è rimasto ustionato dalle fiamme che si sono sviluppate all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme furono alcuni residenti. Il 65enne era stato trasportato in ospedale a Padova, dove era arrivato in condizioni gravissime. Non è ancora stata decisa la data dei funerali. Sempre adesso ci spostiamo, nel Vicentino, a Requaro Terme. Uno scalatore è rimasto ferito, colpito da un masso mentre arrampicava. Fortunatamente è riuscito a salvarsi rimanendo attaccato alla parete. Requaro Terme. Uno scalatore free climber 40enne di Valdagno è rimasto ferito durante un'arrampicata sulla palestra di roccia Busatti. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, è stato colpito al piede da un grosso masso che improvvisamente si è staccato dalla parete. Fortunatamente, grazie alla sua prontezza di riflessi, si è salvato dalla caduta, rimanendo aggrappato alle rocce. I suoi compagni di scalata, dopo aver allertato il soccorso alpino, sono riusciti a calare sul sentiero l'uomo, che una volta giunti i soccorritori è stato imbarellato e calati per altri 40 metri di precipizio fino al parcheggio, dove i sanitari e un'ambulanza del SUEM gli hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in ospedale. Ed ora ci spostiamo nel Trevigiano, Sernaglia della Battaglia, con un violento incendio divampato la scorsa notte che ha distrutto un casolare di via Fontane Bianche. A dare l'allarme un amico del proprietario che era ospite nella casa, dice non si è salvato nulla. Che ha visto il fuoco fuori e è andato giù, lui ha fatto in tempo perché la stanza era al posto, quindi il fuoco dentro non c'era, era solo qua in mezzo. È il racconto di ciò che Luciano, amico di Roberto Maggetto, proprietario del casolare, ha vissuto. Era circa 00:10 quando di colpo l'amico, solo in casa, si è svegliato e vedendo le fiamme ha allertato i vigili del fuoco. L'allarme in via Fontane Bianche a Sernaglia della Battaglia. Un mulino del 600 nel tempo ristrutturato e ora casa di proprietà immersa nel verde, nella via che porta direttamente all'Osi naturalistica. Io ero fuori sia per lavoro che per divertimento. Sono uscito 2 serate ed è venuto qua il professor Luciano al posto mio dormire perché non siamo incustodito. Motivo per cui il fidato amico Luciano durante la sua assenza era rimasto a dormire al casolare, diventato negli anni conosciuto non solo per la sua posizione di passaggio ma anche per lo stesso proprietario, meccanico, artista, collezionista di oggetti in disuso, gli stessi andati completamente bruciati, ma anche di molti libri. L'idea di aprire una piccola biblioteca oggi andata in fumo. La cosa che mi dispiace molto è che c'era un patrimonio culturale. Certe cose non le vedremo mai più perché non le stampano mai più. Documenti del luogo, della riviera, della vallata, ma anche tanti documenti del nord-est. Tutto bruciato, anche roba mia, perché avevo un campione per me, bruciato tutto. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, al loro arrivo le fiamme stavano già divorando il casolare. Siamo intervenuti prontamente con la squadra di Montebelluna, che è di competenza con le 2 squadre di Conegliano e 2 squadre da Treviso. La struttura è pericolante, quindi non è il caso di entrarci, e attendiamo e teniamo sotto controllo la situazione. 20 vigili del fuoco coinvolti nelle operazioni di spegnimento, nessuna persona è rimasta ferita. Sono tuttora in corso invece le indagini per accertare le cause che hanno fatto divampare il violento incendio. Non si esclude l'ipotesi del dolo.
Ed ora andiamo in terra friulana. I vigili del fuoco al lavoro da questa mattina per l'incendio. Un mezzo di asporto rifiuti sulla strada per il Piancavallo, illeso l'autista. Un camion compattatore è andato a fuoco questa mattina attorno alle 7 ad Aviano. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Montecavallo, sulla strada che porta al Piancavallo, per spegnere il rogo che aveva avvolto completamente il mezzo che si occupa dell'asporto rifiuti. L'autista è riuscito a scendere dal posto di guida prima che potesse accadere il peggio, dando subito l'allarme. I pompieri, giunti da Pordenone con un'autobotte unitamente a una squadra, hanno spento le fiamme evitando la propagazione alla vegetazione limitrofa al luogo dell'incidente. L'arteria che conduce alla località turistica, molto frequentata anche in questo ponte del 1° maggio, è costeggiata da alberi e aree verdi, circostanza chiaramente da non sottovalutare. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento, non si esclude il guasto elettrico del mezzo. Gli uomini del 115, terminato l'intervento, sono rientrati a Pordenone attorno alle 10. Ed ora parliamo invece di alpini. 3 istituti scolastici vicentini si mettono in gioco. Penne Nere dell'ANA di Vicenza coinvolgeranno i giovani in occasione dell'adunata attraverso 3 progetti. Luisa Bertini ha parlato con il responsabile del centro studi ANA, Giuseppe Dal Ceredo. Tutto è pronto per l'adunata, oramai siamo agli sgoccioli, al rush finale. Oggi viene presentato uno dei progetti messo a punto con le scuole, studenti coinvolti. Siamo in compagnia di Giuseppe Dal Cereda, responsabile del centro studi ANA. Insomma, un progetto che coinvolge i giovani, penne nere e ragazzi. Sì, il progetto è un'iniziativa nuova in un certo qual modo, perché noi già lavoriamo con le scuole, facciamo tantissimi interventi con le scuole. Abbiamo voluto in questa occasione però coinvolgere direttamente i ragazzi delle scuole superiori in questi 3 progetti. 3 progetti che hanno comunque una finalità che a noi alpini è sempre sempre importante. La finalità è la memoria storica, la memoria del sacrificio e la tutela del territorio. Questi 3 progetti fanno capo a queste 3 iniziative da parte nostra. Ecco, durante l'adunata vedremo i ragazzi fare un po' da ciceroni, poi ci sarà un monumento che verrà scoperto e disvelato proprio in occasione dell'adunata, un altro progetto che riguarda le frane. Sì, sostanzialmente il 9 di mattina verrà presso il liceo Lioid, verrà scoperta una lapide che ricorda 23 ragazzi, giovani studenti del Lioid, caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. E questa per noi è un'iniziativa molto importante perché fa memoria del sacrificio. Poi durante il sabato dell'adunata, sabato 11, alcuni ragazzi del Piovene faranno una visita guidata per i nostri ospiti sul Piazzale della Vittoria, che rappresenta per noi il monumento storico più importante, tra virgolette, nel senso che è un monumento che rappresenta la nostra storia, la storia alpina. Nella cittadella degli alpini, presso la Protezione Civile, ci sarà uno stand dove alcuni ragazzi dell'Istituto Tecnico Industriale Rossi presenteranno questo progetto di questo monitoraggio, di questa tecnologia per monitorare le frane nel territorio montano. Ecco, quindi avete sentito ragazzi coinvolti a 360 gradi per l'adunata. Io ringrazio il nostro ospite. Bene, ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio ed andiamo subito a Venezia, perché lo vedo sul nostro schermo, il nostro Filippo Fois, per tornare a parlare di questa giornata emozionante, quella del Papa ieri a Venezia, e per tirare un po' un bilancio di questa giornata. Filippo, buongiorno ancora. Buongiorno ancora Daniela, e sono in compagnia di Claudio Vernier, che è il presidente dell'associazione Piazza San Marco, un'associazione che riunisce non solo i commercianti ma anche residenti e chiunque voglia bene a Piazza San Marco. A lei chiedo un primo bilancio di questa giornata con Papa Francesco. È stata una giornata di festa per tutti i cittadini veneziani e dell'entroterra che sono venuti in città ieri. È stato quindi un momento di grande entusiasmo
per quella che è il modo di essere di Papa Francesco, una persona da un'empatia particolare. Abbiamo apprezzato tantissimo quello che ha detto ai giovani, ovviamente alla salute e anche della fragilità di Venezia. E soprattutto, stavo appunto dicendo, quello che ha detto durante l'omelia ha toccato i nostri cuori quando ha iniziato a parlare della fragilità non solo fisica di una città fragile come appunto Venezia, ma anche di quello che è la fragilità delle persone, di chi la città la vive, della necessità di trovare un giusto equilibrio tra turismo e cittadini. Una città che continua a essere capitale dell'incontro, dell'amicizia. Quindi ci ha anche un po' stupito che in un momento così importante, così internazionale come può essere un evento di una messa in Piazza San Marco a Venezia, sia andato così nello specifico di una problematica che noi purtroppo viviamo quotidianamente. Cosa rimarrà di questo messaggio secondo lei? Io spero che questo messaggio sia riuscito a parlare veramente ai cuori delle persone, a chi certe decisioni le può prendere. Noi sicuramente ci faremo forza di queste sue parole, perché ci dà il coraggio e la forza di continuare in una direzione che evidentemente non è un qualcosa che vediamo solo noi, ma che va oltre. Grazie a Claudio Vernieri, il presidente dell'associazione Piazza San Marco. Daniele, io ti restituirei la linea. Grazie davvero a Filippo Fois, questa sarà davvero una visita, una giornata che rimarrà come ricordo indelebile per tutti i veneti. Cambiamo però completamente argomento ora, perché vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, il tenente colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Parliamo di uno degli argomenti di cui abbiamo veramente parlato spesso nelle nostre prime edizioni, ma anche nei nostri telegiornali, che sono le truffe agli anziani. Purtroppo ancora tante le vittime che cadono in queste truffe, con queste persone che sono davvero diventati quasi dei professionisti di questo crimine, se possiamo chiamarli così. Qual è, colonnello, la tipologia maggiore di truffe? Ne abbiamo sentite di tutti i colori, online, ma non solo, le telefonate, che sono, penso, quelle che stanno andando per la maggiore. Però, e poi le farò anche un'altra domanda, però cittadini che insomma in questo momento sono un po' più accorti rispetto a prima. Sì, intanto vi ringrazio per l'opportunità che ci date per arrivare al maggior numero di telespettatori e telespettatrici, proprio per dare un messaggio e cercare di metterli proprio sull'avviso rispetto a questi episodi che colpiscono soprattutto i nostri anziani. Si tratta di truffe che avvengono secondo schemi alcuni ricorrenti, altri sempre più evoluti. Diciamo che forse la truffa più comune è quella nella quale all'anziano che viene chiamato telefonicamente sul proprio telefono viene prospettata una situazione di difficoltà per un proprio parente, quindi un figlio, un nipote. Quindi a fronte magari di un incidente stradale, il fatto di non avere una copertura assicurativa, quindi chi è dall'altra parte del telefono fingendosi poliziotto o carabiniere indica questa lacuna, piuttosto che appunto il fatto, così un po' seguendo le trame dei film americani, il fatto di dover pagare una cauzione rispetto appunto a una presunta responsabilità in un incidente stradale. Di fronte a questo immediata la richiesta quindi di far fronte a questa difficoltà, far fronte mediante appunto una dazione di denaro o comunque di qualsiasi cosa che vada a coprire questa improvvisa spesa. Ed è chiaro che qui l'anziano si trova in un momento preso ovviamente alla sprovvista, preoccupatissimo per le sorti del proprio congiunto, tende ad aderire a questa richiesta, e sono gli stessi truffatori che poi indicano le modalità, che sono quelle poi anche queste abbastanza ricorrenti, di complici di questi truffatori che poi dopo un breve lasso di tempo si presentano presso l'abitazione dei nostri anziani chiedendo appunto queste somme di denaro, fingendosi appunto appartenenti alle forze dell'ordine, fingendosi avvocati, piuttosto che appunto
fingendo che queste somme debbano servire magari per coprire anche delle spese mediche, quindi fingendo che proprio il proprio congiunto sia in ospedale e debba appunto sostenere delle spese mediche a fronte di questo incidente. Ecco, fra l'altro noi ci mettiamo insomma nei panni di questi anziani che si trovano con una telefonata, di fronte ad una telefonata improvvisa e questi truffatori che insomma inscenano poi, perché noi insomma siamo stati chiamati anche da degli anziani che ci dicevano sì, ma sentivo come piangere, sembrava una voce femminile, magari lei è subito ovviamente pensato la figlia e purtroppo poi invece fortunatamente era una truffa, però sfortunatamente perché poi l'anziana purtroppo ha dato soldi e l'oro che aveva in casa. Però diciamo la nota positiva di questa purtroppo escalation di truffe è che insomma, gli anziani adesso prima di recepire queste telefonate o di avvallare questa telefonata, chiamano il 112, cioè si accertano se veramente questo incidente è accaduto, veramente c'è stato insomma un qualsiasi tipo di problema al proprio figlio, al proprio congiunto. Sì, e questo è quello che bisogna fare, che diciamo sempre quando incontriamo i nostri anziani in queste occasioni, quando ci date queste opportunità, e cioè quello di chiamare il 112. Chiamare il 112 per due ordini di motivi. Il primo appunto per sincerarsi che si tratta proprio di una truffa, che quindi non sono carabinieri, polizia quelli che stanno chiamando, ma appunto dei millantatori, dei truffatori. Il secondo motivo è per noi importante avere subito cognizione di dove stanno avvenendo queste chiamate. È successo nei giorni scorsi, sono arrivate numerose chiamate alle nostre centrali operative, soprattutto nella zona di Conegliano, di Vittorio Veneto, di Treviso. Fortunatamente si è trattato in larghissima maggioranza di truffe appunto andate a vuoto, proprio per il comportamento di questi anziani molto svegli, ecco, se mi consenta il termine, che hanno chiamato subito i carabinieri per chiedere conferma se effettivamente la figlia era rimasta coinvolta in un incidente, se effettivamente eravamo stati noi a chiamare. E quindi telefonata al 112 e poi la denuncia, perché per noi, come diciamo sempre, è importante raccogliere tutti i dati informativi possibili, anche perché le modalità di azione di questi gruppi di persone appunto spregiudicate è proprio questa, cioè quella di così adocchiare una zona, un preciso contesto territoriale dove effettuare tutta una serie di tentativi, e questo ci consente anche con le nostre pattuglie poi di andare in zona e cercare di prendere quei famosi soggetti, i famosi complici, che poi sono quelli che materialmente si recano presso l'abitazione dei nostri anziani. Ecco, qual è la reazione poi di questi truffatori quando un anziano dice no, prima chiamo il 112 e poi non si ripresentano, ovviamente, non si presentano a casa? Sì, proprio perché la loro finalità è quella di chiamare il maggior numero possibile di persone sino a quando ovviamente riescono a portare a termine il loro disegno criminoso. Quindi già ecco una risposta di questo tipo, una risposta ferma, decisa, ovviamente li fa desistere. Certo non è semplice, perché i nostri anziani, sentendo anche la parola carabinieri, noi siamo presenti in oltre il 93% dei comuni italiani, quindi è chiaro che sentirsi chiamare da un carabiniere di Mogliano Veneto piuttosto che di Conegliano comunque li può ingannare facilmente. Quindi, però ecco, da questo punto di vista notiamo che c'è una sempre maggior consapevolezza rispetto a truffe perpetrate con queste modalità. Avete notato un aumento delle chiamate proprio degli anziani al 112? Sì, c'è un aumento delle chiamate, peraltro ultimamente stiamo notando anche delle modalità più evolute, no? Quasi delle truffe 2.0, nel senso che queste telefonate molto spesso avvengono facendo apparire sul display o comunque del telefono dell'anziano veramente un'utenza riconducibile a un nostro comando, a un comando dell'Arma dei Carabinieri. Lo fanno ricorrendo dei software che fanno apparire appunto sul display un chiamante che non è poi quello originario. Ecco perché
di fronte a qualsiasi chiamata è meglio accertare, chiamando il 112, che si tratti proprio di noi, che si tratti proprio delle forze dell'ordine che hanno chiamato. Lei diceva sono davvero evoluti ed è un modo davvero per far un po' cascare un po' in questa trappola gli anziani, perché vedendo poi il numero effettivamente dell'arma, magari un anziano può anche pensare che sia vero, quindi davvero è difficile e se non dirlo più volte anche attraverso la nostra televisione più volte, di non fidarsi di qualsiasi numero compaia, ma chiamare il 112 che è il numero di emergenza, e quello insomma è l'unico numero che fa testo, colonnello. Certo, assolutamente sì, è un numero dove ci sono degli operatori che rispondono gratuitamente H24, quindi 24 ore su 24 a qualsiasi ora, e sono anche ben orientati e quindi sanno che rispetto a una telefonata proveniente magari da un anziano preoccupato per le sorti del proprio congiunto, sono bravi anche a tranquillizzare la persona anziana e a farsi dare quelle informazioni che appunto poi a noi occorrono per poter capire appunto che si è trattato di una truffa, anche perché i nostri carabinieri non intervengono mai, diciamo, presso il domicilio in maniera inaspettata, ma sempre preavvisando in divisa con le nostre macchine con la scritta carabinieri, quindi questo anche rispetto ad altre truffe che tradizionalmente vengono perpetrate, di chi appunto si finge e va direttamente presso l'abitazione dell'anziano fingendosi magari un tecnico di qualche società del gas piuttosto che della luce, o piuttosto appunto fingendosi addirittura carabinieri con delle divise improvvisate, insomma il tutto pur di entrare in casa. E quindi l'altro consiglio, se mi permette, è quello proprio di non far entrare mai in abitazione nessuno se non si è più che certi dell'identità di chi ci sta di fronte, perché una volta entrati in casa poi hanno modo ovviamente di muoversi. Stiamo parlando magari di anziani che hanno anche difficoltà magari di deambulazione, hanno problemi di salute, che quindi nel momento in cui fanno entrare nella propria abitazione questi soggetti, questi poi hanno modo di così muoversi indisturbati e purtroppo in qualche caso impossessarsi degli averi che sono in casa, insomma. E fra l'altro, insomma, colonnello, mi consenta un'altra cosa che è da dire, è che ci hanno detto più volte non solo le forze dell'ordine ma le amministrazioni comunali, nessuno viene a casa chiedendo dei soldi, men che meno dell'oro, dei monili, e quindi già quello dovrebbe far scattare un po' insomma il campanello d'allarme che qualcosa non va, quindi l'importante è contattare assolutamente le forze dell'ordine, lo diciamo più volte perché purtroppo poi insomma ci chiamano anziani che invece sono rimasti vittime di queste truffe ed hanno perso non tanto i soldi, che comunque sono importanti, ma magari i ricordi di una vita, perché poi consegnano proprio gli anelli, le catenine, le cose insomma che per loro sono un ricordo. Ecco, nessuna istituzione, questo lo diciamo più volte, l'abbiamo detto più volte, nessuna istituzione chiede soldi, men che meno l'oro in cambio di non so, come diceva lei, per una cauzione, oppure, certo. Esatto. Questa è una truffa agli anziani, però truffe online purtroppo vediamo che invece ce ne sono tante ed è difficile riuscire a capire quando una truffa. L'abbiamo vista anche quando si cercano appartamenti, lo vediamo quando si mette anche online la vendita di qualche oggetto, oppure anche quando si vuole acquistare qualcosa. Queste purtroppo sono truffe che rimangono e che continuano ad esserci nel tempo, e purtroppo tante le vittime un po' dappertutto. Sì, molto spesso di fronte al miraggio di una facile occasione, voglio dire, si cerca di concludere l'affare, ma dietro questi affari molto spesso si celano proprio dei veri e propri tentativi di truffe, quindi anche qui il panorama è molto ampio, però
il suggerimento può essere uno solo, quello di affidarsi a siti sicuri, quello di incalzare il nostro interlocutore, chi ci vuole vendere della merce oppure chi è anche interessato all'acquisto, perché esistono anche questi tipi di truffe. Di incalzarlo con tutta una serie di domande che puntino proprio a capire chi ci troviamo di fronte e qual è il tipo di merce che ci viene proposta. Dopodiché, da questo punto di vista, gli istituti di credito, gli uffici postali si sono ormai da tempo attivati anche loro per adottare proprio delle contromisure, quindi consentire alla propria clientela di non cadere in queste truffe che poi possono avere, da un punto di vista economico, anche delle conseguenze, insomma, importanti. Ecco, fra l'altro mi stava anticipando la domanda, colonnello, perché a volte si dovrebbero ricevere dei soldi per la vendita di una determinata cosa, eppure invece di avere i soldi si pagano. Com'è possibile che non ci si accorge che invece di riceverli Ma è un meccanismo che sostanzialmente fa sembrare questo tipo queste dazioni di denaro come ricariche magari di carte, e quindi oppure il soggetto viene accompagnato proprio telefonicamente a recarsi appunto a uno sportello bancario piuttosto che postale a fare quello che sembra essere appunto un accredito a suo favore, quando in realtà viene fatto un bonifico, viene fatta una ricarica in favore purtroppo di questi truffatori. E di fronte al primo tentativo, che appunto di fronte poi al primo prelievo che viene fatto, dall'altra parte del telefono ovviamente viene detto che non è andato a buon fine, quindi di ripetere l'operazione, quindi poi si entra un po' in un circolo vizioso per cui un acquirente, un venditore si trova poi a fare queste operazioni, a ripeterle 4, 5 più volte, e quindi diciamo gli importi poi crescono e diventano importi anche importanti. Ecco, prima di chiudere, insomma, perché più volte lanciamo questi appelli, perché poi insomma è davvero difficile poi per gli anziani che si trovano vittime di queste truffe, perdono, e non solo gli anziani ma anche persone anche giovani, poi cadono nelle truffe online, si trovano insomma con una perdita importante, e comunque poi anche insomma il disagio di quello che è accaduto. Vogliamo rilanciare l'appello un po' per tutti prima proprio di chiudere. L'appello è rivolgersi al 112 e do anche un messaggio rassicurante, che è quello che anche in questo periodo, come in passato, in varie parti del territorio nazionale, reparti dell'Arma ma anche della Polizia di Stato hanno concluso delle operazioni importanti che hanno consentito in qualche misura proprio di identificare proprio i soggetti che fanno parte di queste, che sono spesso vere e proprie organizzazioni, perché come le ho detto c'è chi fa, diciamo, ha la funzione del telefonista, chi invece materialmente si reca presso le abitazioni degli anziani. Ecco, anche di recente sono state fatte diverse operazioni, e quindi mi permetto di dire che insomma da questo punto di vista il nostro lavoro, la nostra attenzione è massima, perché gli anziani comunque sono una parte così della società che ci sta veramente a cuore, quindi questo tipo di reato, che è un tipo di reato veramente odioso, ecco, la nostra attività di prevenzione e di contrasto da questo punto di vista cercherà di essere sempre importante e così tesa proprio a contrastare questo tipo di reati. Io ringrazio davvero il colonnello per essere stato con noi, perché questi sono messaggi importanti che poi sappiamo che gli anziani ascoltano, ma non solo, anche le persone giovani, e quindi di prestare davvero la massima attenzione, perché sono dietro l'angolo. Purtroppo le truffe le abbiamo visto anche nel caso uno voglia affittare una casa e si trova poi magari a dover pagare un affitto, e la casa poi, come di recente abbiamo visto, poi magari questa casa non esiste. Quindi prestare davvero la massima attenzione, fare, come diceva il colonnello, tantissime domande e
e in caso di dubbi davvero chiamare il 112 e accertarsi che sia veritiera questa occasione. Io ringrazio il colonnello. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità. E lo teniamo ancora qui, perché noi andiamo avanti però con questa nostra prima edizione, perché ieri 28 aprile era la giornata internazionale per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Ancora una volta la famiglia Battistetti, nel terzo anniversario della morte del figlio Mattia, è scesa in piazza a Montebelluna per dire basta alle morti bianche e la madre, fermiamo questa strage. Seduti l'uno accanto all'altra, lo sguardo rivolto un po' più in là, nella panchina bianca, simbolo delle persone che hanno perso la vita sul luogo di lavoro, Monica Michelin e Giuseppe Battistetti si stringono la mano nel ricordo del figlio Mattia, morto a soli 23 anni. Una presenza silenziosa ma assordante in piazza a Montebelluna nella giornata internazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. È una giornata secondo me veramente utile e veramente dovuta a tutte le 451 vittime che ci sono state quest'anno. È veramente una guerra infinita, una guerra quotidiana. Domani sono 3 anni che alle 8:30 del mattino Mattia ci ha lasciato. Era uscito di casa come ogni mattina, fischiettando, e poi in quel maledetto cantiere della ditta Bordignon ha trovato la morte che lo aspettava. Una morte che la famiglia Battistetti, piazza dopo piazza, udienza dopo udienza, non vuole sia stata vana. Le persone che hanno perso la vita, alle quali è stato negato un futuro, dei progetti, hanno diritto ad avere un ricordo e ad avere soprattutto giustizia. E proprio il 29 aprile, nel terzo anniversario della morte di Mattia Battistetti, la famiglia e l'associazione si riuniranno in suo ricordo. Qui ci troveremo alle 19, è un evento aperto a tutti e ci troveremo qui alla panchina bianca e chiunque voglia fare un ricordo, anche 2 parole su Mattia, ben accetto, lo aspettiamo veramente a braccia aperte. Il 1 maggio, festa dei lavoratori, invece l'inaugurazione a Bologna del Muro delle Farfalle Bianche voluto da Carlo Soricelli e dal Comune. Una parete dove sono stati riprodotti i volti di 300 operai che hanno perso la vita sul luogo di lavoro. Sappiamo insomma gli infortuni sul lavoro, una piaga che davvero una piaga della Marca ma anche del Veneto, purtroppo tantissime le vittime, è una famiglia questa che sta combattendo davvero dopo la morte del figlio Mattia, sta combattendo perché, come ha detto la madre, l'avete sentite, si fermi questa strage, troppo le vittime, anche troppi giovani. E comandante, voi insomma siete proprio monitorate questa situazione, controlli davvero serrati nei cantieri ma non solo, un po' in tutti i luoghi di lavoro proprio per cercare di arginare questa che ormai è davvero una piaga. Sì, assolutamente. In provincia di Treviso abbiamo il nostro nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro con il quale c'è una collaborazione praticamente giornaliera proprio nel effettuare questo tipo di controlli volti alla tutela della salute dei lavoratori e anche dei luoghi di lavoro, controlli che vengono fatti nei settori più svariati, edilizia, agricoltura, commercio, e che hanno una finalità veramente preventiva, cioè quella proprio di impedire che tragedie come queste possano verificarsi. E purtroppo ancora si riscontrano delle irregolarità. Sì, ci sono delle irregolarità che vengono riscontrate e ripeto, da questo punto di vista la finalità è quello ovviamente da parte nostra di applicare quella che è la normativa, ma una normativa che molto spesso consente anche all'imprenditore poi di porre riparo a quelle che sono inosservanze e quindi sì, da un lato di sospenderne l'attività proprio ai fini di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, dall'altro però di potersi rimettere in regola e riprendere con la propria attività, ovviamente seguendo le norme, rispettando le norme. Grazie davvero, grazie comandante anche per questo importante intervento, perché ricordiamo questa davvero è una piaga come quella degli incidenti purtroppo stradali.
Siamo arrivati al termine di questa nostra prima edizione. Vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring, il sondaggio l'avete visto prima, gli ospiti in studio Lorenzo Maier e Simone Merlo, il giornalista e l'operatore di Media Nord-Est che hanno intervistato il Papa per ripercorrere insieme a loro proprio le emozioni di questa giornata, e poi Elena Bonetti, Azione, ex ministro per le pari opportunità e la famiglia, Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, candidato a Europarlamento della Lega, Antonella Tocchetto del Partito Democratico e Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto di Forza Italia. Dopo la pubblicità, anzi dopo le previsioni meteo, ci sarà la pubblicità e subito dopo il nostro approfondimento dedicato alla medicina, mal di schiena quando la giusta diagnosi fa la differenza. In studio con la nostra Alice Montanieri, il direttore Alberto Alexandre, direttore sanitario Istituto EUNI. Si chiude qua davvero questa prima edizione, subito dopo l'approfondimento. Grazie davvero per averci seguito. Io ringrazio Francesca Pezzo e Mattia Pizzaia per averci seguito fin qua. Grazie e a domani. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La settimana inizia nel segno dell'alta pressione, dunque tempo buono e clima via via più caldo. Il dettaglio di lunedì 29 aprile. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, senza piogge, al massimo con poche nubi a carattere sparso. Le temperature saranno in ulteriore aumento, minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 21-25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo poche novità. Anche qui tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso e non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 22-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove si prevede un tempo decisamente soleggiato e un cielo limpido o velato. Temperature minime sui 9 gradi, massime intorno ai 24-25 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.